Pattuglie di prossimità delle forze di polizia che a partire da metà marzo presidieranno il territorio. Si tratta di una idea, di un progetto che abbiamo discusso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è stato condiviso da tutti quanti, anche perché abbiamo cercato di recepire, come personalmente cerco di fare in ognuna di queste situazioni, abbiamo cercato di recepire quelle che sono le esigenze delle organizzazioni di categoria, quindi di essere vicini al singolo commerciante, al singolo esercente, con un'interazione costante e quotidiana tra esercente e forze di polizia. Affiancheranno le pattuglie in automobile, la finalità quella di avere un punto di riferimento e di confronto costante con le istituzioni e permettere interventi mirati. Inizieranno sicuramente delle pattuglie appiedate specifiche sul territorio, soprattutto nel controllo degli esercizi commerciali e con una presenza anche di contatti frequenti dei carabinieri con i vari esercenti. La novità arriva da un lavoro in rete tra questura, carabinieri, finanza e polizia locale a seguito di una serie di servizi interforze che ha portato tra il 10 gennaio e il 10 febbraio al controllo di 3.294 persone, all'emissione di 54 fogli di via, a 7 espulsioni dal territorio nazionale, a 10 arresti, alla sospensione delle licenze di 4 esercizi, anche a Montorso e Valdagno, in uno dei quali la violenta rissa aveva coinvolto gli avventori, oltre al sequestro di 50 kg di droga. Abbiamo messo in campo delle attività investigative che ci hanno portato in meno di un mese a sequestrare più di 50 kg di stupefacenti fra hashish e marijuana, grandi quantità di denaro, telefoni cellulari e tutta l'attrezzatura per il campionamento e per la preparazione per lo spaccio. Ma oltre ai servizi di controllo, a risultare essenziali sono gli interventi di carattere strutturale, come l'illuminazione che a Vicenza è stata rinnovata nelle zone più a rischio e il supporto del Targa System, che andrà ad implementare il controllo delle targhe con 3 portali per inizio estate e sarà messo in rete con l'Arma dei Carabinieri e la Questura. I varchi sono precisamente uno in Viale Trieste, uno è situato nella Marosticana e uno è situato all'incrocio del Gallo, esattamente verso la Riviera Berica.